Stasera si è parlato tanto della possibilità di due popoli e due stati. È realmente possibile rispetto a quella che è la situazione attuale della guerra fra Gaza e Israele? Potrei rispondervi, trovate possibile che si faccia uno Stato islamico dal fiume Giordano al Mediterraneo o un antico regno di Israele dal fiume Giordano al Mediterraneo, escludendo metà della popolazione di quell'area? È l'unica soluzione realistica, quella di due popoli e due Stati. Le altre sono utopie maledette. Cresce anche purtroppo l'odio nei confronti degli ebrei nel nostro territorio italiano, dall'altra parte anche nei confronti di Hamas. Ecco, com'è possibile pacificare anche il nostro popolo rispetto a questa guerra dove non bisogna schierarsi? La guerra produce tifoserie grossolane e genera altro odio. Invece noi dobbiamo trovare il modo di rassicurare i due popoli nemici, convincerli a partire dalle loro sofferenze, la Shoah, la Nakba come le chiamano con una parola che è identica, convincerli che la convivenza è l'unica soluzione ragionevole ma anche rasserenante per loro.